A seguito delle 3 gare dell'ottava di ritorno disputate lunedì 22 giugno, il giudice sportivo di Serie A ha disposto lo stop per diversi giocatori. A Martin Cáceres, difensore della Fiorentina, 2 giornate di squalifica. Punizione a seguito dell'espulsione per doppia ammonizione e per avere al 25esimo del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, proferito un'espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di gioco. Sempre in casa fiorentina una giornata di squalifica per Chiesa e una di stop per l'allenatore viola Giuseppe Iachini. Squalifica di una giornata anche per Danilo della Juventus e una per Laurentino Beoni, collaboratore tecnico bianconero. Giusto il tempo di assaporare la vittoria contro il Bologna e la Juventus si è subito rimessa al lavoro. Dopo il rientro in nottata alla Continassa, il gruppo ha svolto una sessione di allenamento mattutina in vista della prossima partita contro il Lecce, in programma la sera di venerdì 26 giugno. Nessun esercizio per Mattia De Sciglio, che durante il match contro il rossoblù ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Il difensore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno rilevato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni. Il Napoli scenderà in campo martedì sera al Bentegodi contro il Verona con una maglia celebrativa in onore di Dries Mertens. Il belga, infatti, dopo il gol segnato all'Inter in semifinale di Coppa Italia, è salito a 122 reti, diventando il leader nella speciale classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli, superando Marek Hamšík. I giocatori di Gattuso, freschi vincitori della Coppa Nazionale, scenderanno così in campo con una speciale patch celebrativa con su scritto Dries Mertens All-Time Top Scorer, che sarà apposta sulla manica sinistra delle divise da gioco. Novak Djokovic è risultato positivo al coronavirus. L'annuncio arriva dopo la notizia della positività del bulgaro Grigor Dimitrov, del croato Borna Koric e del serbo Viktor Trojki. Nei giorni scorsi il tennista numero 1 al mondo aveva partecipato con i 3 colleghi all'Adria Tour, un torneo benefico che si è tenuto in Serbia e Croazia organizzato dallo stesso Djokovic. Alla luce dei contagi, sia tra gli sportivi che i membri dello staff, sull'evento sono piovute molte critiche alimentate anche da immagini di situazioni ad alto rischio contagio, quali partitelle di calcio fra i tennisti, tribune gremite di pubblico senza mascherina e feste in discoteca.